Terza tappa per quanto riguarda Miss Terre del Veneto, seconda per quanto riguarda Miss Riviera del Brenta. Io adesso vi taccio, do la parola subito a colei che vi porterà con la sua voce durante tutta questa serata. È una grande professionista, una delle voci più belle che io conosca, una grande amica. Signore e signori, è con noi Chiara Perale! Ci sono due selezioni, come giustamente diceva Renato, la terza selezione di Miss Terre del Veneto e la seconda selezione invece di Miss Riviera del Brenta. Quindi abbiamo un sacco di ragazze qui dietro le quinte, prontissime per farsi conoscere e ovviamente per avere anche i vostri applausi, quindi un altro applauso per le ragazze. E intanto trovo questa meravigliosa passerella che tra poco verrà affiancata ovviamente dalle ragazze, che come vi dicevo questa sera hanno davvero una duplice opportunità di avere appunto una fascia importantissima. Buonasera, buonasera! Fascia importantissima di Miss Summer Terre del Veneto e Miss Summer buonasera Riviera del Brenta. Ma io vorrei intanto un applauso per Idea sposa di Miriam, che mi ha vestito questa sera un incanto! Giulia, vi do per il momento le spalle, ma poi ovviamente andrò anche a presentarvi. Intanto saluto anche tutta la gente che c'è alle spalle della nostra giuria. E perché questa sera noi parleremo di bellezza di queste ragazze, ma parleremo ovviamente della bellezza del nostro territorio. Ed è un orgoglio per noi e per i concorsi di Miss Terre del Veneto e Miss Riviera del Brenta avere il patrocinio della Regione Veneto, quindi un applauso perché davvero ci ribadisce molto questo appoggio. Ed è importante perché si è capito evidentemente che i nostri concorsi vogliono proprio essere il veicolo di quella che è la bellezza del nostro territorio. Questa sera siamo a Fossò, in questa piazza piena di gente che davvero ci fa molto piacere, ma Fossò possiamo dire che viene incastonata nella Riviera del Brenta. Parliamo di storia, parliamo di ville venete, parliamo di percorsi cicloturistici, di tantissime occasioni per conoscere questo territorio, ma parliamo anche del Made in Italy, dell'arte manifatturiera, di quello che è le calzature che sono ormai conosciute in tutto il mondo. Parliamo di aziende che producono scarpe per Prada, per Louis Vuitton, per Gucci. Insomma, abbiamo davvero un territorio ricco di perle e ricco anche di bellezze, perché questa sera ne conosceremo ben 22. Io però prima di iniziare la serata ovviamente non posso che ringraziare gli sponsor che ci permettono sempre di portare in scena queste serate, e quindi un ringraziamento va a Dental Team, Casello 11, Triangolo dell'Intimo, Autofficina MJ di Campagna Lupia, Fioreria BDF, la bottega dei fiori wedding e events di Fossò, Polar Sunglasses, e poi ci saranno due sfilate di moda bellissime, quella del Bauli Shopping Center e quella un po' anticipata di Idea sposa di Miriam. Allora un bellissimo applauso! Allora mi inserisco un attimo, perché forse non ci siamo parlati per questo, ma non so se ti hanno detto che ci è venuto a trovare Roberta, a proposito di Regione Veneto. Allora io chiamerei Roberta Ghianello, consigliere regionale, che è venuta a fare... qui che non pensavo di dover intervistare. È venuta qui a Fossò, quindi Roberta dove sei? È qui! L'abbiamo vista prima, Roberta, c'era un po' salutato così con gli occhi, però davvero grazie per essere qui questa sera. Abbiamo moltissima gente, questo è un bel modo anche per dimostrare l'affetto di questo territorio, di questo popolo, ma ovviamente in nome della bellezza e di quello che è Terre del Veneto e Miss Riviera del Veneto.
Buonasera a tutti, ringrazio Renato in primis che mi ha invitato, ringrazio tutti voi, sono felicissima di essere qui per il secondo anno e quindi sono felice perché la Regione Veneto siamo riusciti con Renato a chiedere il patrocinio e adesso stiamo facendo altri percorsi e quindi assieme lo sto accompagnando e spero ci siano ulteriori sorprese, ma su questo non ho nessun dubbio, quindi vi lascio a questa bellissima serata e vi ringrazio. Grazie mille Roberta, grazie, buona serata a te. E io saluto e ringrazio anche coloro che questa sera immortaleranno la bellezza di queste ragazze, quindi un saluto va a Paolo Polese, ciao Paolo, bentornato. Grazie anche a Marco Bonetti, ciao Marco. Ma anche questo non avevamo previsione, No, era ci siamo visti arrivare. una novità. Vittoria, quindi Vittorio Capozzo, grazie. Ah sì, Vittorio dov'è? E poi c'è Ecco la Vittoria, Mario, se non sbaglio un po' Bolzon. ciao. Dov'è? E non vedo niente io, con Neanche io sto però. cercando. Ecco, quindi Mario, siamo ciao Mario. carichi di E qui abbiamo fotografi. Antonio abbiamo anche. Anche Antonio, abbiamo tutti i fotografi della... Ok, e allora, visto che abbiamo l'ultima, chiamiamo l'ultima, io chiamerei la padrona di casa. Sì? Susanna Calore, vice sindaco di Fossò, che vuole ovviamente, visto che abbiamo anche il patrocinio del comune di Fossò. Grazie, è davvero un onore per la prima volta avere qui la tappa di questo concorso. Tra l'altro approfitto perché siamo a Fossò, oggi abbiamo avuto anche i saggi musicali del Pentagramma, abbiamo avuto la festa di fine anno all'isola di Peter Pan, il Cornio ha fatto una bellissima gita a Venezia. Diciamo che questo paese sicuramente non manca nel proporre iniziative. Per noi è importante perché, come diceva prima Chiara, il calzaturiero per noi è fondamentale. È importante perché la proposta appunto del team di Renato Trincanato ci parlava proprio anche di questo e abbiamo in mente dei percorsi e dei progetti proprio per accompagnare queste ragazze al di là del concorso ad avere anche motivo di promozione e anche capire qual è la terra in cui vivono, quali sono le iniziative, quali sono le nostre imprese. E ringrazio tutti i partecipanti, la giuria. Partiamo benissimo perché sei veramente stupenda, complimenti, partiamo bene, grazie al consigliere regionale Vianello Roberta che è qui presente questa sera e a tutti i partecipanti perché ci danno ovviamente lo stimolo per andare avanti in questo senso, organizzare delle iniziative. Finalmente dopo tanto tempo in cui siamo stati purtroppo rinchiusi, delle iniziative dove stiamo insieme, ci divertiamo con un po' di leggerezza e di bellezza. Grazie e in bocca al lupo a tutte le partecipanti. Grazie davvero anche per tutto quello che fate per questo territorio e per Fossò. Non ho salutato il nostro DJ Andrea Zatti, ciao Andrea! Sei carico? Bene, allora possiamo iniziare, però io vorrei iniziare con loro, con le due bellissime ragazze che quest'anno hanno ricevuto due fasce importanti, quelle di Miss Terra del Veneto e Miss Riviera del Brenta. E lo partiamo proprio da lei. Miss Riviera del Brenta 2021 è di Camponovara, ha 19 anni e risponde al nome di Anita Basso. Bellissima, con la sua fascia di Miss Riviera del Brenta 2021. Una ragazza davvero che ha degli occhi che incantano. Lei è di Dolo, ha 24 anni, è Miss Terre del Veneto 2021, signore e signori, Aurora Maglione.
qua in centro, che così vi facciamo vedere anche bene da tutti gli amici che ci stanno seguendo. Allora, giriamoci verso di qua, poi ci gireremo verso di là. Facciamo un applauso alla Maglione di Tabasco. Sono anche delle cose molto importanti, perché sappiamo come nei concorsi ci sia un po' di competizione, sana competizione, però è bello anche vedere che si fa gruppo, che ci si diverte. Questo è importante. Allora ragazzi, Anita, io ti faccio accomodare al tavolo della nostra giuria, ma poi tieniti calda, perché avrò bisogno anche di te. Invece Aurora, stai qui con me, ci facciamo qua magari sparte, perché adesso io, prima di andare a parlare con il pubblico e spiegarvi un po' come si svilupperà la serata, e prima di conoscere le ragazze, anzi no, le conosciamo subito, dai, facciamo una inversione di scaletta. Allora, siamo pronti per conoscere così, in un piccolo antipasto, poi le conosceremo meglio, le 22 ragazze che questa sera concorrono per la selezione di Miss Terre del Veneto e Miss Riviera del Brenta. Prego! Facciamo un applauso ancora alle ragazze che quindi vanno a prepararsi. Come vi dicevo, compito della giuria questa sera sarà appunto di decretare coloro che sono le più belle tra le belle. Ci saranno 2 Miss Summer, Terre del Veneto e Riviera del Brenta, però come vi dicevo ci sono anche tante altre fasce importanti da consegnare. Avete la possibilità di dare la votazione dall'1 al 7 e ci sono queste 3 uscite nella quale ovviamente vi chiediamo di dare delle votazioni un po' mirate, quindi se vogliamo per quanto riguarda il body da gara, ecco, quindi valutare magari il sorriso, nella seconda uscita l'abito elegante, il portamento elegante delle ragazze e poi l'originalità, perché nella terza uscita vedremo come loro interpretano la loro estate. Va bene? Tutto chiaro? Ma tanto Renato mi ha già detto tutto perché è bravissimo. E allora noi iniziamo, però ho bisogno di Aurora, che questa sera sarà la mia spalla. Finalmente, dopo tanti anni, ho una spalla. Oh là! Benissimo, allora, cara Aurora, facciamo la passerella fino in fondo, con un bel applauso, grazie! Perché lei è abituata, io no tanto. Ok, allora, noi ci mettiamo qui. Bene, allora, iniziamo quindi con l'uscita in body da gara, che entrano quindi la numero 1 e la numero 2. La numero 1, Anna Ciona, 18 anni, viene da Sant'Urbano, Padova. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Passiamo alle numero 2 della Orlando. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that
passo alla numero 3 e alla numero 4. Numero 3, Barbara Di Giorgio. Lei ha 21 anni e viene da Tombolo. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Passiamo alla numero 4, Sabrina Bettega. 19 anni di Curtarolo. Applauso ancora per Barbara e Sabrina. Anche adesso che entrino la numero 5 e la numero 6. Numero 5, Nicole Padovani. 22 anni, viene da Cavarzere. Andiamo con la numero 6, Alessandra Lentino Stravolo. 15 anni di Cazzago. Eccola qui anche Alessandra Lentino Stravolo, un bel applauso per Nicola e Alessandra. Continuiamo con la numero 7 e la numero 8. Numero 7, Ilenia Ditemi. Lei viene da Verona e ha 22 anni. Numero 8, Gabrielli Procopio de Samiranda. 19 anni di Oriago. Grazie ragazze, in bocca al lupo, continuiamo con la numero 9 e la numero 10. Numero 9, Elena Costantino, viene da Mestre e ha 17 anni. Let's go. Yo.
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the high. Continuiamo. Numero 10, Eleonora Perusin, 18 anni. Who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Grazie Eleonora. E andiamo avanti, che entrino ora la numero 11 e la numero 12. Numero 11, Linda Sacchinin, 16 anni e viene da Piove di Sacco. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Andiamo con la numero 12, Rossella Di Maggio, 15 anni e arriva da Mira. Grazie Rossella e andiamo avanti con la numero 13 e la numero 14. Numero 13, Veronica Pitteri, ha 16 anni e viene da Uriago. Ballan Giulia, 16 anni, da Cazzago. Veronica, grazie Giulia, bocca al lupo. Andiamo avanti ora che entrino la numero 15 e la numero 16. Numero 15, Beatrice Tomada, ha 22 anni e viene da Santa Maria di Sala.
convento, 16 anni da Campolongo Maggiore. Grazie a Beatrice e grazie a Elena. Ed ora continuiamo con la numero 17 e la numero 18. Numero 17, Sara Piccione, 19 anni e viene da Dolo. Numero 18, Alessia Visentin. Grazie a Sara e grazie ad Alessia, in bocca al lupo ragazze. Andiamo con la numero 19 e la numero 20. Numero 19, Giulia De Battista, 21 anni, viene da Mestre. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm okay. E andiamo con la numero 20, Veronica Cecchin. Lei ha 19 anni e viene da San Martino di Lupari. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Applauso ancora per Cecchin numero 20 e Giulia De Battista numero 19. Grazie ragazze. Concludiamo adesso con la numero 21 e la numero 22. Numero 21, lei è Michelle Puppi, 17 anni e viene da Campolongo Maggiore. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Complimenti a Michelle, andiamo avanti Con l'ultima, la numero 22. Lei è Deborah Storgato, ha 16 anni e arriva da Trevignano.
Deborah Storgato, la numero 22, che chiude questa prima uscita in body da gara. Un bel applauso per Deborah e per Michelle. Grazie ragazzi, andate a cambiarvi perché cara Aurora adesso tra pochissimo ci sarà la seconda uscita, quella in abito elegante. Pubblico, com'è andata questa prima uscita? Belle le ragazze, vero? Allora vi dicevo prima che alcune di loro sono proprio giovanissime, alcune anche proprio la prima esperienza, quindi penso sia davvero bello ricevere per loro i vostri applausi e per questo vi chiedo sempre di essere calorosi, mi raccomando. Allora, lì dietro tutto bene, pubblico? Si vedono e si sentono bene? Perfetto. Allora, ripartiamo con la numero 1 e la numero 2 nell'uscita elegante. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
wasted. You cannot replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
tutte le ragazze che tra pochissimo finiranno nell'ultima uscita valevole per il concorso. Perfetto, allora ragazze, mettiamoci qui. Anita Basso, facciamo un ringraziamento e un applauso a Anita che invece va di nuovo a sedersi, va al curetto la passerella. Poi facciamo un applauso a Anita. Dopo tornerà a parlarci ancora degli sponsor, invece io e Aurora ci mettiamo qui. I figli, va bene? Ok. Allora, adesso possiamo iniziare, molto bene. Quindi, dicevamo, questa è la terza e ultima uscita per il concorso e questa è l'uscita moda mare, chiamiamola così, l'estate, vacanza, vediamo come la interpretano loro. Allora, le vediamo a gruppi di 4 e quindi che entrino la numero 1, la numero 2, la numero 3 e la numero 4.
inside, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask
ragazze, buona estate a tutte, ma intanto in bocca al lupo per questa sera. Prego da cambiarvi, a destra e a sinistra, le uscite sono sempre quelle. Allora, adesso mi rilasso un pochino anch'io. Come sta andando? Bene? Perché la serata è ancora lunga, non tantissimo in realtà, ma abbiamo due momenti moda da non perdere. Il primo che è quello del baule shopping center, il secondo è quello di Idea Sport di Milan, e qui devo dire che avete già una super anteprima, davvero meraviglioso questo abito, ma anche gli altri abiti che queste ragazze indosseranno sono uno più bello dell'altro. Per la sfilata degli abiti proposti dal Baule Shopping Center, che è sempre con noi, non ci abbandona, il grande centro commerciale di Campagna Luppia, dove dovete andare lì, perché lì davvero potete trovare di tutto e soprattutto moda e accessori moda. Da gennaio 2022 il baule è aperto a Prato in Toscana, una grande sartoria che rispetta la moda del Made in Italy con tessuti di primo ordine e tagli sartoriali degni di un atelier. E questa sera vedremo la nuova linea di abbigliamento elegante e casual primavera-estate 2022 in anteprima qui a Fossò. Quindi signore e signori, guardate bene, perché questa sera ci sono delle proposte davvero molto interessanti offerte da il Baule Shopping Center.
Quindi questa sera vedremo alcune delle proposte bellissime di abiti da sposa pensati e proposti da lei, ma dovete andarla a trovare. Lei si trova a Legnaro, l'atelier ovviamente si trova a Legnaro in provincia di Padova, dove ovviamente vi accoglierà con la sua professionalità, con la sua esperienza e il suo grandissimo sorriso. Signori e signori, facciamo un bel applauso per le proposte di Idea Sposa by Miriam.
Facciamo un applauso a queste bellissime proposte. E adesso rendo onore e merito a quest'abito, la passerella la faccio anch'io. Abbiamo parlato della montagna, abbiamo parlato del mare, abbiamo parlato delle grandi reti produttive che abbiamo qui in Veneto. Davvero alle volte non conosciamo quello che abbiamo vicino a casa e secondo me, ma secondo ovviamente Renato e Chiara, che portano avanti questo concorso con così tanta passione, merita davvero che alcune realtà, anche quelle meno conosciute, abbiano spazio e quindi noi cerchiamo di dare anche questo. Un applauso però anche a Chiara Pincannato che ha gestito tutto il backstage, a Luca che questa sera ha fatto la squash. Ci sono! E allora Andrea, anch'io avrei bisogno di un caffè. Andrea, una bella base per raccogliere queste 22 splendide ragazze, prego! Iniziamo con le premiazioni di Miss Riviera del Brenta, settima classificata, Miss finalista, a premiare Luca Baldoni, Beatrice Tomada. E continuiamo con la sesta classificata, Miss Colombina. Miss Colombina, sesta classificata è Eleonora Perusin. Passiamo a Miss Galileo Ristorazione, Veronica Pitteri. Miss Garden 13 è
Miss Fornasiero è Sara Piccione. Offerto da Polar, un bel paio di occhiali Polar by Polar Italia. Facciamo premiare l'assessore, sì, assessore Maria Teresa Prosegani e anche Anita Basso e anche Gio Drago che si è rimesso l'occhiale per l'occasione. Eccolo. In questo momento Miss Summer Riviera del Brenta è Costantino. Complimenti Elena. Vorrei chiedere a Miss Summer che tempo fa la sua. Adesso passiamo invece alle fasce per Miss Interno del Veneto. Pagina. Allora, Miss Interno del Veneto, quinta classificata Miss La Fenice a premiare Damiano Beltrame. Allora, quinta classificata Miss La Fenice è Alessia Visentin. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off this. Okay. Autofficina LG a premiare Alex Rampin e Enrica Pichini. Ci sono? Buonasera, buonasera. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluding? I'm alone, always sorry with confusion, even though I offer all of the solutions. You love me like I love you. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you like a dawn. Adesso terza classificata Miss Idea Sposa a premiare Miriam. Eccola Miriam, un applauso a Miriam davvero per questa sfilata bellissima che ci ha regalato questa sera, davvero stupendo. Miss Idea Sposa, vicino a tutto il tempo per Miriam. Gabrielli Procopio.
mazzo. Il doppio mazzo. E ringraziamo PDF per questi fiori. E vai, un bel applauso per Mister Leonova. Complimenti. Grazie ancora Kilian. Ho girato il foglio sbagliato, aspetta perché sennò qui è un problema. Miss Fossò, seconda classificata, premio offerto dalla gioielleria GO, giusto? Premia Susanna Calore, vice sindaco di Fossano. Vicino di gioielli. E allora, Miss Fossò è Elena Costantino. Prima da una parte, seconda dall'altra, davvero una bellissima serata per Elena Costantino. Benissimo. Complimenti Elena, davvero per questo secondo e bellissimo premio. Allora sottolineiamo che essendo due concorsi diversi è come fossero due serate diverse e le ragazze esatto, è come ideato così, però adesso Quindi, prima classificata Miss Summer 2022 per il Veneto è Michelle Puppi. Allora, Michelle, è diventata finalista con il secondo posto di Mister del Veneto, guadagnando la fascia di Miss Ristorante La Cucina di Crema. Questa fascia lei, avendo vinto questa sera, la perde e va a Veronica Pitteri. Ce l'hai fatta! Lei è qua. Bene. solo che sì, non abbiamo la fascia qui, Veronica, quindi le fasce le teniamo noi sempre, perché se non le ripresiamo, le fasce le diamo il giorno della finale. Quindi tu sei che sei Miss La Cucina di Crema, finalista anche di Terre del Veneto. Complimenti. Un applauso! Dove volete. Grazie a tutti voi per essere stati qui in questa serata, grazie perché è stata un'avventura, grazie a Renato e Chiara Trincanato e grazie davvero a tutta la squadra che questa sera ci ha accompagnato.